ricevuto il trapianto di midollo osseo e la cosa bellissima che tengo sempre a dire, perché è importante, era un ragazzo di 19 anni. Ai ragazzi giovani dico sempre che questo ragazzo una mattina, invece di girarsi dall'altra parte del letto e continuare a dormire, si è svegliato ed è andato a tipizzarsi ed è diventato un potenziale donatore, un eroe già da subito. Alice, 38 anni, padovana, la vita salvata da una donazione di midollo osseo, è una delle 15 testimonial della campagna Con tutto me stesso, All of Me, celebrata al Tempio del Donatore di Valdobbiadene con una mostra a evento per promuovere la cultura della donazione. Un racconto per testi e immagini, storie di vita e di dono, come quella di Anna di Asolo, testimonia l'Avis. Grazie alla fiducia mia e grazie alla fiducia dei donatori io sono ancora qui, quindi ringrazio tutte le persone che donano quotidianamente in ogni forma. O di Barbara, vicentina, che mostra con orgoglio le medaglie vinte ai Giochi mondiali per trapiantati. Quando mi chiedono il significato delle medaglie, per me non sono medaglie che si vincono nello sport, ma queste medaglie rappresentano la vita che vince sulla malattia. Io credo di poter dare speranza con la mia storia a chi è in lista d'attesa e nello stesso tempo di dare coraggio a chi può donare. Avis regionale, ente capofila di questo progetto, che ha visto la creazione di una rete con altre 7 realtà associative per sensibilizzare la popolazione alla donazione. Perché donare non vuol dire soltanto donare sangue, donare cellule, donare queste cose che comunque servono per una vita a tutti noi e raggiungere comunque una serenità all'interno delle famiglie, ma vuol dire anche fare comunità, prendere coscienza che stare insieme è la cosa più bella e donarsi agli altri diventa veramente una cosa importante.